Vittorio Veneto, Preganziol, Mogliano Veneto, Paese. Sono 4 le sfide ancora aperte nella Marca. Domenica 8 giugno gli elettori di quei comuni saranno nuovamente chiamati alle urne per eleggere il sindaco e questa volta la partita sarà un 1 contro 1. In ciascun municipio scontro diretto fra i due contendenti che al primo turno si sono conquistati le maggioranze relative in una gara all'ultimo voto fra centrodestra e centrosinistra. A Vittorio Veneto Gian Antonio D'Arè contro Roberto Tonon, a Preganziol Paolo Galeano contro Sergio Marton, a Mogliano Veneto Carola Arena contro Giovanni Azzolini, a Paese Francesco Pietrobon contro Valerio Mardegan. Finora sono stati sorrisi, strette di mano, battute. Ciao, che piace, ciao. Ciao. Se fai l'apparentamento, buono. Se no niente stretta di mano. Ma adesso i risultati di domenica scorsa vanno azzerati, la corsa ricomincia da una nuova linea di partenza e ciascun concorrente dovrà conquistarsi il consenso rivolgendosi direttamente all'elettorato. Ecco allora lo speciale X News dedicato al poker dei ballottaggi nella Marca. Come già per lo scontro elettorale di Padova, venerdì 30 maggio alle 21 una prima serata interamente pensata per i candidati, ma anche per i cittadini che dovranno scegliere fra l'uno e l'altro. La trasmissione sarà strutturata in 4 parti, una per ogni comune, con tempi uguali per le risposte. Moderati dal direttore Domenico Basso, i due protagonisti di ciascuna frazione si confronteranno su slogan, programmi, strategie e anche curiosità, come l'oggetto e la foto o la cartolina che ciascun aspirante primo cittadino porterà in onda per raccontare se stesso e il proprio territorio. Ecco le poltroncine su cui si accomoderanno gli ospiti, ecco le telecamere che riprenderanno il faccia a faccia. Nello studio di X News è tutto pronto, ora la sfida può davvero cominciare.